Conferenza stampa organizzata questa mattina presso il Palazzo Coronini di Gorizia alla presenza del sindaco Rodolfo Ziberna in qualità di presidente della Fondazione Coronini, dell'architetto Giulio Valentini, direttore dei lavori, e di Luigi Bergen, responsabile della forestale, per presentare gli interventi che per i prossimi 5 anni interesseranno la riqualificazione dei 46.000 metri quadri del parco che circonda la struttura. Un'opera importante di riqualificazione, anche perché quando noi pensiamo alla Villa Coronini, generalmente pensiamo alla villa, cioè al manufatto, senza acquisire sufficiente consapevolezza che in realtà quello che è intorno, il parco, non è solamente una cornice, ma ha un suo valore separato, nel vero senso della parola. Un intervento importante per il quale dobbiamo ringraziare l'amministrazione regionale che ha assicurato le risorse, non soltanto le risorse finanziarie, ma anche attraverso le sue risorse umane, perciò attraverso la forestale regionale. Un contributo di 48.800 euro per la messa in sicurezza ed il ripristino di alcune delle aree del parco colpite dalla tromba d'aria che il 25 giugno 2017 si è abbattuta su Gorizia provocando ingenti danni. Ziberna ha specificato che Gorizia è tra le città italiane con il maggior rapporto tra verde ed abitanti e che la risistemazione dei parchi cittadini che si sta mettendo a punto negli ultimi tempi è volta a restituire ai goriziani la consapevolezza di vivere in una città che dà importanza alla natura e al suo patrimonio paesaggistico. Il direttore dei lavori, Giulio Valentini, ha specificato che il parco, nato come giardino all'italiana e trasformato poi in giardino paesaggistico, dal 1990, a seguito della disposizione testamentaria del conte Carlo Coronini, è entrato a far parte del patrimonio della Fondazione Palazzo Coronini-Kronberg, diventando un parco fruibile a tutti. Da allora la Fondazione si è sempre occupata della cura del parco, elaborando anche un masterplan redatto dall'architetto Eraldo Antonini che ha tracciato le linee guida della manutenzione ordinaria. Il parco è stato fortemente danneggiato da quegli eventi, ma perché era già in uno stato di sofferenza importante a causa di manutenzioni ordinarie che però non avevano consentito proprio di fare tutto quello che doveva essere fatto, e quindi è arrivato a una sorta di punto di collasso e effettivamente era molto necessario fare degli interventi mirati, progettati, quindi non casuali, nati da vari studi che sono stati fatti nel corso degli anni dalla Fondazione Coronini, da un attento esame dello stato di fatto che adesso si sta realizzando in un ampio lavoro di eliminazione di tutta una serie di arbusti e altra vegetazione infestante che aveva mandato un po' in crisi quelle che erano le parti invece pregiate del parco, cioè gli alberi centenari e quella serie di arredi architettonici che creano quei punti veramente spettacolari, panoramici, che è possibile ritrovare nel parco. A seguito della valutazione dei danni che la tromba d'aria della scorsa estate ha provocato a numerosi alberi, si è resa necessaria una riqualificazione radicale del parco, sia delle piante che del patrimonio artistico che lo impreziosisce. Si è scelto di iniziare l'opera di messa in sicurezza e ripristino di circa 9.000 metri quadri corrispondenti ad un quinto dell'intera area verde, eliminando la vegetazione infestante e quella irrimediabilmente danneggiata. La prima parte destruens è stata già effettuata ed ha messo in luce alcuni elementi architettonici come aiuole e vasche che per molti anni erano rimasti nascosti nella fitta vegetazione. Pian piano si sta provvedendo a ripiantumare e ripristinare il patrimonio floreale, arbustivo ed arboreo, per arrivare puntuali all'appuntamento con le fioriture primaverili e soprattutto con il premio Amidei, che come ogni anno a luglio sarà ospitato proprio nell'area attualmente interessata dai lavori. In questo momento certo sembra che ci sia un cantiere, perciò sembra che ci sia un terreno sventrato, ma così è come qualunque intervento prevede anche un intervento chirurgico, prevede naturalmente delle asportazioni per far stare meglio il paziente. In questo caso ci sono stati dei interventi chirurgici mirati proprio per salvare il salvabile. La filosofia è quella che la piantumazione ove possibile va naturalmente salvata.
e c'è un impianto assolutamente culturale, storico, che tiene conto del progetto, cioè di quello che 130 anni fa il conte aveva piantumato in sostituzione di un giardino settecentesco. Perciò un ringraziamento, un apprezzamento al direttore della fondazione che ha seguito, al direttore dei lavori, architetto, e naturalmente all'impresa, oltre ai dipendenti regionali, anche all'impresa privata che nel volgere di alcuni mesi riporterà, perciò certamente largamente prima del prossimo grande impegno di luglio, in quanto ospiterà questa cornice il festival per la miglior sceneggiatura premio Sergio Amidei, prima di quella data, perciò avremo un parco ripristinato. I lavori dureranno 5 anni, oggi l'intervento occupa grosso modo il 20%, 9.000 metri quadri sui oltre 40.000 metri quadri, e perciò la nostra intenzione è quella di proseguire questi interventi nell'arco dei prossimi 5 anni e poi naturalmente assicurare una manutenzione quotidiana, costante, perché ripeto è un valore aggiunto per la città.